Salve a tutti, benvenuti. Adesso questa volta la voce si dovrebbe sentire correttamente. Dagli indicatori vedo che adesso l'audio arriva, anche perché mi sento l'eco che prima non mi sentivo. Ok, allora, pronti per una nuova live, questa volta dedicata a Reni Tunes. Come avete visto dalla introduzione, abbiamo fatto ultimamente diverse live per quanto riguarda Reni J, quindi per quanto riguarda la musica. Abbiamo visto delle live come Reni Retro per quanto riguarda retro gaming e retro computing. È arrivato il momento di riprendere in mano un po' la parte Reni Tunes, la parte cartoni animati, riviste, fumetti e quant'altro, oggetti che riguardano, quindi anche giocattoli, action figure che riguardano il mondo dei cartoni animati, non solo i cartoni animati diciamo giapponesi, ma anche quelli della Disney, quelli americani, insomma un po' tutti i fumetti, i cartoni animati in generale. Quindi questo racchiude Reni Tunes, ok? Siamo arrivati oggi è 16 gennaio, lunedì 16 gennaio 2023, sono le ore 11 e 14 minuti in questo momento, e quindi iniziamo una nuova live Reni Tunes. Allora, detto questo, vediamo cosa tratteremo oggi. Allora, oggi dobbiamo sfogliare insieme una rivista che è arrivata al suo terzo numero, una rivista molto interessante che ha tra l'altro anche osato, diciamo, un po', perché mentre altre riviste si sono affidate a distributori quali Amazon, per esempio, o anche ad acquisti e abbonamenti online, o alla distribuzione addirittura gratuita dei vari PDF online, questa rivista, bisogna dargliene merito, ha osato, non solo per i contenuti che tratta, ma anche per come viene distribuita, perché dove si trova questa rivista? Si trova in edicola. Ok? Sì, è vero, le edicole ultimamente molte stanno chiudendo. L'edicola dove io compravo tutti i vari special program l'hanno levata, ha chiuso tanti anni fa, e alla fine, dato che era abbandonata e occupava solo spazio, alla fine l'hanno tolta. Però diciamo altre edicole sono aperte, anche perché hanno affiancato alla vendita di quotidiani, di settimanali, di mensili, eccetera, anche la vendita di oggettistica, quindi di action figure, di giocattoli, di piccole idee regalo. Quindi visto che con il singolo quotidiano purtroppo i ricavi sono di pochi centesimi, e quindi bisognerebbe arrivare a venderne talmente tanti per anche solo per coprire le spese di un'attività, che sempre di un'attività commerciale si tratta, invece con questa, diciamo, oggettistica associata alla vendita dei giornali quotidiani, dei fumetti mensili o dei settimanali, come può essere la settimana enigmistica o i vari Diffusi tre canzoni, e tutti gli altri, diciamo, settimanali, conviene appunto affiancarci quest'altro materiale. Ok? La rivista, quindi abbiamo detto, è arrivata già al terzo numero, e i primi due numeri sono stati un enorme successo. Ok? Sto parlando ovviamente di Anime Cult. Questo è il primo numero che uscì, questo è di novembre 2022. Vedete? Io, come sapete, prima di andare a prendere diciamo il numero che andremo a sfogliare insieme, faccio sempre un riepilogo diciamo, delle puntate precedenti. Io questo pure l'abbiamo sfogliato insieme, sempre su questo canale, su questo mio canale di YouTube, sul canale YouTube, anche su Facebook, insomma lo trovate salvato, la live in cui abbiamo sfogliato questo numero 1, in cui venne intervistato il grande direttore di doppiaggio Fabrizio Mazzotta, anzi, che lo saluto perché Fabrizio è anche un amico
di vecchia data, anche se ovviamente non ci sentiamo mai perché diciamo la vita poi ci porta verso altri lidi. Però diciamo prima ci vedevamo a Expo Cartoon, io purtroppo non vado più a Romix, la fiera per me del cartone animato, del fumetto e dei game rimane sempre Expo Cartoon. Ok, questo era il numero 1 di anime, ok, lo mettiamo qui. Quindi già il numero 1 ebbe un successone. Questo è il numero 2, ovviamente grandiosa l'idea di mettere in copertina, di mettere, già l'ho detto in un'altra live, di mettere in copertina due miti come Ken il Guerriero e Ranma. Ranma, diciamo, pure dal punto di vista di mia figlia, è diciamo, il cartone animato di Rumiko Takahashi, che gli è piaciuto di più addirittura vabbè, lei ne ha visti pochi dei episodi di Lamu, più di Inuyasha e degli altri, diciamo, successi come Maisoni Goku, ok? Io invece, a me piacciono tutti quelli che ha fatto Rumiko Takahashi, di cui qui abbiamo uno speciale, numero 2, dicembre 2022. Questo è il numero 2 di dicembre 2022. Vedete? Poi all'interno ovviamente c'era anche uno speciale dedicato alla regina delle sigle, Cristina D'Avena, nominato anche Spectra, però si parla un po' anche più in generale delle sigle, e qui addirittura Kiss Milicia, Love Milicia, tutto ciò che riguarda Licia. All'interno c'era un articolo dedicato anche a Licia, come un cartone animato si trasforma in un telefilm, ok? Quindi negli anni 80, primi anni 90, Cristina D'Avena divenne protagonista non solo perché cantava le sigle dei nostri cartoni animati preferiti che andavano in onda all'interno di contenitori come Bim Bum Bam, Ciao Ciao e simili, ma anche come protagonista di un telefilm, ok? Quindi da cartone animato a telefilm, vedete? E adesso siamo arrivati a quello che è il numero di gennaio 2023 di Anime Cult. Ecco la copertina. Ovviamente non si lasciano sfuggire niente e sfruttano ovviamente un altro grandioso successo mondiale che è Dragon Ball, l'universo di Dragon Ball. Ciao Pazzo Pentium, come si va? Benvenuto a questa mia live, mi sa che è la prima volta. Vabbè, sei a scuola, allora non ti trattengo, mi ha fatto molto piacere che mi hai salutato e che sei passato. Grazie di essere... Poi te la rivedi magari, se ti interessa, ti rivedi, rimane su YouTube, rimane registrata la live. Grazie di essere passato. Allora, praticamente potete chiedere a chiunque, anche molto giovane dei giorni nostri, se conosce Dragon Ball, e vedrete che vi dirà senz'altro di sì. Dragon Ball è un... Ciao Giuseppe! Sì, grazie che sei con noi, Giuseppe. Allora, apro una parentesi. Giuseppe è mi piace non dire più webmaster perché sono un retro io. All'epoca mia chi gestiva un sistema a cui accedevano più utenti si chiamava SysOp, System Operator significa, quindi operatore di sistema, che stava dietro a una tastiera e si occupava di inserire contenuti, diciamo, di gestire tutto quello che c'era dietro alla facciata che uno vedeva su un monitor, ok? Giuseppe, che si è collegato, ci ha salutato, è il SysOp tra virgolette di www.edicola8bit.com. Tramite Edicola 8bit potete anche procedere all'acquisto di quelli che sono i volumi che abbiamo visto fino a sabato, ok? Questi volumi li abbiamo visti nelle live. Potete tranquillamente andare a cercare su www.edicola8bit.com il link per acquistare quei volumi.
su Edicola 8 bit però non è che c'è sta solo la vendita di quei volumi. Edicola 8 bit si può dire un mondo a parte, perché in Edicola 8 bit ci sono tutte le riviste, comprese di cassette, quindi i file caricabili con gli emulatori, delle riviste 8 bit degli anni 80, primi anni 90. Quindi andate a visitare www.edicola8bit.com, perché è un mondo enorme, chiusa parentesi. Ok? Dobbiamo sfogliare insieme questo numero di gennaio 2023 di Anime Cult. Ok? Allora, l'idea ovviamente di mettere in copertina un cartone animato, un anime, quello che vi pare, di grandissimo successo è molto azzeccata, perché ti garantisce la vendita di almeno le copie per gli appassionati di quel cartone, di quell'anime, diciamo di quel fumetto. Ok? Non è un'idea sbagliata quella di prendere, che ne so, Ken il guerriero o quantomeno Devilman, il grande Mazinga. Ovviamente il tutto è, diciamo, non è solo un'immagine di copertina, ma poi dentro la rivista è principalmente dedicata all'immagine che c'è qui in copertina. Ok? Come le altre due riviste che l'hanno preceduta, anche questa in quarta di copertina non c'ha pubblicità di prodotti. In quarta di copertina c'ha una specie di indice di quello che contiene questo numero. Ok? Quindi qui ovviamente la cosa principale è Speciale Universo Dragon Ball, che prenderà gran parte della rivista. Poi qui ci sono i manga della Fabbri, vedete? Gigi la Trottola e Trader G7. Poi c'è l'intervista ai K-Boys, seconda parte, Luca Raffaelli. I K-Boys sono quelli che hanno fatto anche un altro libro enorme, bellissimo, negli anni 90, che si chiamava Anime, che poi l'anno scorso, trovate anche sempre il video sul mio canale YouTube, hanno fatto uscire il primo di tanti altri numeri che andranno a compensare e a migliorare e ad ampliare quell'opera spettacolare che era Anime, con tanti altri numeri, perché ovviamente dagli anni 90 ad oggi, inutile a dirlo, c'è stata un'apoteosi, è uscito di tutto, di più, e quindi quell'unico volume doveva essere incrementato. Ovviamente i K-Boss non hanno fatto solo quello, hanno fatto tantissime opere, hanno portato tantissimi fumetti in Italia, si sono occupati anche della traduzione, insomma stanno nel mondo dei manga e dei fumetti io oserei dire da sempre, io me li ricordo da sempre, almeno da quando a mia memoria, diciamo così. Ok? Oh, guardate, qui c'è una pubblicità in edicola, diciamo un altro volume dedicato ai grandi artisti della musica italiana, e questo in particolare è dedicato a De André, Fabrizio De André, grandissimo De André. Alessandro Agnoli ha firmato ovviamente l'editoriale, vedete. La carta resta sempre quella molto molto buona e rende anche molto molto bene i colori, guardate. Allora vi faccio vedere questa immagine, così capite bene anche a cosa andate incontro se acquistate questa rivista. Mi pare che costa 6,90 € e non è neanche troppo per una rivista totalmente a colori e curata come questa. Ok? Guardate che bei colori, non so se la mia telecamera la riesce a rendere, magari a questa distanza sì. Ciao Mirko, benvenuto. Stiamo sfogliando Anime Cult volume 3, gennaio 2023. Allora, qui riconoscerete senz'altro Trader G7. Qui c'è Pollon pure. Quella è Pollon, perché qui che Liliana Sorrentino, la doppiatrice di Pollon in Italia. Ok, allora Galaxy Express 999, i cartoni diventano anime.
Vedete, quando io parlo di cartoni animati, di anime, e qui c'è spiegato che differenza c'è tra cartone animato e anime. Vedete? Quindi diciamo che c'è stato un passaggio. Prima noi Pollon combina guai, esatto Mirko, Pollon combina guai. Tu non so se ti ricordi Capitan Harlock o gli altri diciamo cartoni animati, ecco qui è nominato Galaxy Express 999, ma anche La Regina dei Mille Anni erano tutti quanti molto molto simili. Erano alla fine degli anni 70, primi anni 80 quel tipo di cartoni animati ha avuto un grandioso successo sulla scia di Goldrake, di Mazinga, di Gigrobot, quindi erano sempre quegli anni in cui i robot spaziali e diciamo i viaggi nello spazio catturavano parecchio l'attenzione dei telespettatori. Ok? Mille anni, regina, tu vivrai. Allora, guardate la qualità della stampa, eh. Voi non vi faccio vedere ovviamente quello che c'è scritto, vi andate ad acquistare la rivista se vi interessa quello che c'è scritto. Ok, guardate che bello, questo è un bellissimo articolo, impaginato secondo me ottimamente, anche la scelta dello sfondo con i caratteri ottima perché la leggibilità è massima anche su uno sfondo giallo dato che i caratteri sono neri, quindi si legge molto molto bene. Ed ecco la voce non solo ovviamente di Pollon, un'intervista ad un'attrice doppiatrice che ha riempito le nostre case. Noi come una chiamata pubblicitaria spam scritto gigantesco sul cellulare. Gem, il mio nome è Gem, sono una cantante. Allora, e quindi è entrata, come ricordiamo Mazzotta come Eros di questa serie di Pollon, ricordiamo anche Liliana come la voce di Pollon, la protagonista del cartone animato. Ovviamente anche Fabrizio Mazzotta non ha fatto solo Eros, ma ne ha doppiati tantissimi nei cartoni animati ovviamente anche Liliana, attrice, non ha doppiato solo Pollon, ma c'è una sfilza di altri personaggi doppiati. Vedete qui infatti parla che è un'attrice di teatro. Uno quando diventa attore è come quando io, mannaggia, mi sbaglio sempre, dice io ero DJ, io ho fatto il DJ per tanti anni, DJ si rimane, non è che dice io l'ho fatto non lo sono più, DJ si rimane, attrice si rimane pure se uno smette, perché se ti chiamano a fare una parte tu sei sempre in grado di andare lì sul teatro e fare quella parte, quindi non è che uno lo perde questa arte che ha dentro. Ok, la fabbrica dei manga. Allora, finita che è diciamo l'intervista, andiamo avanti e c'è la fabbrica dei manga. Non a caso Fabbri è scritto in giallo a rimarcare i primi manga originali scritti e disegnati nel paese del Sollevante ma riadattati e colorizzati e poi la Candy Made in Italy realizzata per il pubblico di casa nostra con la benedizione della Kodansha. Così il gruppo editoriale Fabbri cavalca l'onda dei primi giapponesi in Italia e vince la sfida dell'edicola, perché ovviamente i primi erano Fabbri Editori. Ok? Fabbri Editori, i primi fumetti furono Fabbri Editori. Vedete? Candy, io vi faccio vedere giusto le pagine un po' da lontano, così lo sfogliamo insieme la rivista senza nulla togliere. Poi guardate, questa parla tutta di Candy, questa è Lady Oscar ovviamente, guardate che bella Lady Oscar che c'è qui, ok, Lady Oscar, e infatti qui si comincia a parlare pure di Lady Oscar, vedete, Lady Oscar.
Lady Oscar. Li hai conosciuti dopo, sei un classe 90, va bene. Lady Oscar è bello il vinile. Oh, Lady Oscar. Ah, ecco un altro personaggio che tutti quelli della mia età, anche qualcosa più giovani, si ricorderanno senz'altro, è Gigi la trottola. L'allenatrice si sa che ti piace, ma lei con te no, non ci sta. Oh no! E Gigi la trottola era molto da ridere, molto comico come cartone animato, eh? E infatti praticamente ricorda molto il vecchio Apposai di Ranma, Gigi la trottola. E vabbè, molto bello, questo me lo voglio andare a leggere, tutto questo articolo dedicato a Gigi la trottola, pagina 1, diciamo prime due pagine ed altre due pagine, ok, dedicate a Gigi la trottola. Ah, ancora qui continua, guardate che bell'articolo su Gigi la trottola, bello, ovviamente da Scappei. Poi qua c'è l'abbonamento, addirittura risparmiate la metà praticamente, risparmiate il 45% sul cartaceo e addirittura il 71% sul digitale. Io però mi sono messo d'accordo col mio edicolante, preferisco prenderlo a prezzo intero e dare una mano al mio edicolante, in modo che non mi chiude. Anche l'Uomo Tigre, bello in vinile, Tiger Man. Allora, e poi qui comincia lo speciale. Qui inizia lo speciale. Speciale Dragon Ball. E tra l'altro si parla di universo Dragon Ball. Perché Dragon Ball iniziò con Dragon Ball. E poi Dragon Ball Z, tutti gli altri. Ce ne furono tantissimi di Dragon Ball. Quindi, diciamo, è una storia che è stata portata avanti negli anni, si è plasmata negli anni, e questa è una cosa bellissima. Vedete, qui c'è l'intervista a Akira Toriyama, Dragon Ball. Qui ovviamente menzionato ovviamente anche Dottor Slump e Arale, non potevano non menzionare Dottor Slump e Arale. Dragon Ball GT, You and Me. Guarda. Allora sì, no, ve le faccio vedere perché vale la pena che vi faccio vedere. Allora, queste ve l'ho già fatte vedere, queste prime due pagine, uno speciale molto, molto pieno, molto, molto interessante, molto bello, questo dedicato a Dragon Ball. Non solo tante immagini, l'intervista, guardate quante pagine e quante informazioni poi contiene. Mi dispiace per tuo fratello, guarda, veramente. Dragon Ball è tanta roba. Le 7 sfere del drago che sono raffigurate qui dietro. Quello è piccolo, se non mi sbaglio. Dragon Ball, Goku. Io tra l'altro Dragon Ball l'ho seguito e non seguito, perché in quel periodo, quando cominciò a uscire, io cominciavo a lavorare, gli impegni di lavoro erano tanti, poi portavo avanti tante altre passioni, non ci capivo più niente. All'epoca portavo avanti retro computing, che non erano ancora retro, erano computer attuali, parliamo di Amiga e simili. Poi l'avvento dei PC, i cartoni animati che erano sempre di più, ne uscivano sempre nuovi, i fumetti che erano sempre di più e ne uscivano sempre nuovi, non si poteva portare avanti in tutto. E quindi ho tralasciato un po' Dragon Ball, per quanto abbiamo tutti i fumetti. Io conosco molto meglio Dottor Slump e Arale rispetto a Dragon Ball, perché è uscito un po' prima. Mio fratello piaceva tanto Dragon Ball, ovviamente, essendo 4 anni, non sottovalutate. Io sono del 74, mio fratello del 78, 4 anni vogliono dire tantissimo. Lui, quando uscì Dragon Ball, andava ancora a scuola, e quindi questo gli ha portato il fatto che lui poteva vedersi ancora
in televisione, magari i cartoni animati quando li facevano, mi pare che li facevano a ora di pranzo, tra l'altro io mi sa che stavo al lavoro, vedi? La prima serie è semplicemente Dragon Ball, si chiamava Dragon Ball e basta, ok? Questa è quella con Goku bambino che andava ancora sulla nuvoletta per volare, usava ancora la nuvoletta. Ecco, questi sono i volumetti che noi abbiamo tutti, eh? Questo è il numero 1, fantastico numero 1 di Dragon Ball, ok? Oh, qui parla anche, vedete, il ridoppiaggio di Fininvest. Qui vi dice un po' tutto su Dragon Ball, guardate. Guardate che inserto speciale dedicato a Dragon Ball, quante pagine, quante immagini. Ovviamente il drago Shannon, non lo so neanche pronunciare bene, perdonatemi. Dragon Ball 2, il mistero del dragone fantasma. Qui vedete già Goku comincia a crescere, eh? Sempre lui è quel bambino cresciuto, diventa Goku che da grande, ok? E qua c'è sta addirittura un poster un po' con tutta la storia dei Saiyan, Super Saiyan, i livelli di Saiyan, chi sono i Saiyan, ti è il maestro delle tartarughe, c'è un po' tutto, ci stanno Krillin, ho visto Krillin pure, eccolo qui, Krillin, ci sta Piccolo, Majin Buu, ci stanno un po' tutti quanti, ovviamente divisi tra i nemici, gli amici, e qui capirai. 2000 prima serata Rai, quindi nel 2000 prima serata Rai, nel 2001 ancora prima serata Rai. I film in Rai è il successo travolgente, vedete? I film in Rai è il successo travolgente. Sai che faceva mio fratello? Registrava la sigla dalla TV di Dragon Ball con la radio senza che nessuno parlava, altrimenti registrava la voce su cassetta. Eh sì. Dragon Ball GT, un gran tour nell'universo. Dragon Ball GT, vedete? Ah, qui nomina Benkyo, io ce l'ho le riviste di Benkyo, poi in un altro, diciamo, in un altro momento magari le vediamo. Guardate, guardate. OAV speciali e nuove serie, gli altri Dragon Ball. Ma Dragon Ball secondo me è un'opera immensa, è un'opera che è Dragon Ball Z, vedete? È un'opera veramente degna di nota, degna di essere vissuta. Guardate, Dragon Ball Z serie F, questa è la risurrezione di F. No, ma sono proprio belli, poi tanti OAV sono usciti, ok, quindi con questo chiudiamo, guardate che sono tante pagine dedicate a Dragon Ball, ok? Qui si fa altra pubblicità, sempre dello stesso editore, Heavy Metal, un'altra rivista molto simile a questa, dedicata a fumetti, un po' più in particolare all'heavy metal, infatti dice collana di fumetti di heavy metal, ok? Oh, qua cominciano a nominare intervista esclusiva, piccoli K crescono. Ovviamente K, queste qua io ce le ho tutte, ma visto che tanto stanno portando avanti tutte le interviste a ognuno singolarmente dei K-Boys, anche nel prossimo numero sicuramente ci sarà. Vedete, K Magazine, bellissimo. Qui c'è Video Girl Eye che venne portato appunto dai K-Boys come Video Girl N, e quell'altro che abbiamo visto non mi ricordo. Ecco, questo è il libro che vi dicevo, che parlavo prima, Anime. Vedete, questo è quello originale degli anni 90. Poi piano piano devono far uscire tutti gli altri volumi, piano piano usciranno. Magari proprio quest'anno uscirà il volume 2, stiamo attenti.
Qua ovviamente c'è anche Lupin terzo, chi è che non conosce Lupin? E Kenny Guerriero di nuovo, Kenny Guerriero. Qui Express, pure Express ce l'ho, questo qui, andremo a sfogliare anche Express. Guardate che c'è tanta roba. Oh, e siamo arrivati. Onore ai caduti, grandi manovre sul fronte orientale. Allora, qui ci fermiamo un attimino perché guardate qui che cosa menzionano. C'è il vinile di Lupin, grandissimo. Ma quale delle tante sigle? Quella di Cristina D'Avena o quelle altre? Perché Lupin terzo è stato lanciato per la prima volta con la sigla Planet O, che non c'entrava niente col cartone animato, però hanno usato quella e quella è diventata la sigla della prima serie di Planet O. Poi c'è la cosiddetta Lupin Fisarmonica, che era la sigla finale. Quando c'era la sigla iniziale Planet O, la sigla finale era Lupin Fisarmonica, chiamiamola così. Vabbè. No, quella era diversa ancora. Comunque, vabbè, Lupin ha avuto tante sigle, quindi la prima che uscì allora è quella lì, quella là Planetò. Comunque, allora fermiamoci qui dove dice Japan Magazine 34, ok, e andiamo a vedere cosa c'è qui sotto. Ok, guardate un po', questi sono i Japan Magazine originali dell'epoca. Ok, questo in particolare è un Japan Collection mensile numero 2, costava 3.000 lire e dentro c'erano, vedi, ogni mese in edicola Japan, i più belli cartoni a sole 14,90 €. Vedete, c'erano pure gli adesivi, baciami stupido, ti voglio bene, con le immagini dei cartoni animati. Pronti, partenza, via. E c'era l'indice, scritto molto grosso per noi che volevamo poche scritte. Quindi il grande oroscopo con tutti i cavalieri d'oro, ovviamente l'oroscopo fatto con i cavalieri d'oro, vedete? Tutti i cavalieri d'oro i cavalieri dello zodiaco. Guardate che roba. Japan contro Jalapas, ecco i protagonisti della Jalapas Band che tutti noi ci ricordiamo, perché chi vedeva mai dire gol, mai dire lunedì, mai dire banzai, e ce ne stanno tantissime di cose che hanno fatto, diciamo, la Jalapas Band, vedete? La Jalapas Band ha fatto tantissime cose e questo era proprio nel momento in cui uscivano quelle cose. Galaxy Express 999 che abbiamo visto anche lì, vedete, qui si parla del film. Questo, ripeto, è Japan Collection numero 2 mensile. Guardate come erano fatte, queste si chiamavano le fanzine di una volta. Anche il vinile Moncicci, come no? Moncicci, me lo ricordo, era l'orsacchiotto Moncicci, chiamiamolo così. È quasi magia Johnny con Sabrina qui in primo piano, vedete? Questo è quasi magia Johnny. Qui ci sono tutti gli episodi italiani e i titoli originali di tutti gli episodi di È quasi magia Johnny, Kimaguro Ranger Road. Quiz a premi sui cartoni animati, quiz a premi. Come si chiama il primo ufficiale del largo nella serie Star Blazers? Chi è il comandante della base Jasdam nella serie Vanguard? Ve ne leggo qualcuna. Nella serie I Cavalieri dello Zodiaco, le catene di Andromeda hanno due puntali, una a cerchio e l'altra triangolare. Quale dei due si trova sulla catena di destra? Nella serie Capitan Harlock, qual è il nome della regina delle mezzanotte? Mezzoniane, pensa un po'.
purtroppo comincio a diventare vecchio, molte cose mi sfuggono, Qui c'è Lady Oscar. Lady Oscar. Già l'ho fatta la diretta con le sigle, a voglia. Purtroppo le dirette adesso, Mirko, vanno tutte su come si chiama? Su TikTok. È rimasto l'unico che ti fa fare una diretta tranquillamente, perché Facebook e YouTube te la bloccano la live. Forse potrei andare anche su Twitch, ma è molto complicato, perché io per andare su TikTok uso TikTok Studio, che va ovviamente solo su TikTok. Questa è Lady Oscar. Lady Oscar, ovviamente non è che mo adesso vi voglio far vedere tutto. Oh, guardate qua chi c'è, Jessica Rabbit, ok? Vi voglio far vedere tutte le riviste. Guardate Giovanotti quanto era giovane, Giovanotti, quello è Giovanotti ragazzino, ok? Va bene, guardate il bel poster dei 5 samurai. 5 samurai per difendere la pace, siamo noi. 5 samurai. E qui ovviamente parla di videocassette, perché all'epoca ancora non si era diffuso il CD, E qui c'è un altro numero, vedete qua altri adesivi, I love you, sei grande, ok? E poi qui c'è un altro numero di Japan Magazine, i Cavalieri dello Zodiaco, vabbè, qui c'è un po' di tutto. Guardate un bel poster di Cara Dolce Kyoko, Masonikoku, Cara Dolce Kyoko, bellissimo questo poster. E questo era un numero. Andiamo a vedere un altro numero, guardate, originali dell'epoca, è in edicola Moto. Allora, vediamo che vi posso far vedere di questo senza farvi vedere tutto. Ovviamente c'erano anche dei fumetti, degli abbozzi di fumetti. Guardate, questo è Cara Dolce Kyoko, il fumetto fatto, diciamo, qua in Italia. Ma guardate, Japan Magazine pure era una Dragon Mail, era la posta del dragone. Potevamo scrivere alla posta del dragone e veniva pubblicata la nostra letterina. Qui si parla di City Hunter, invincibile sei City Hunter. Guardate, questi sono i disegni dei piccoli artisti, diciamo, che venivano pubblicati, tutti i disegni, i cavalieri visti da voi. Ecco qui, diciamo che era un po', vedete, pronti partenza via. Qui addirittura tutto a colori, Lady Giorgi, i Cavalieri dello Zodiaco, Tommy la Stella dei Giants, City Hunter, vedete, Cara Dolce Kyoko, scritto gigantesco, perché a noi quello che ci interessava era di cosa parlava la rivista. Questa è Lady Giorgi, vedete che belle le immagini. Io vado veloce perché poi dobbiamo finire di vedere quell'altra di rivista. Guardate, questa è sempre Japan Magazine originale, Japan Magazine. Qua c'è sta il fumetto di Dragon Ball, vedete, colorato tra l'altro, vedete, ok. Queste non so, magari le scansioni si trovano pure. Dragon Mail gigantesco, una rubrica che ha occupato almeno 4 pagine belle fitte, che sono le letterine dei lettori. La fiera del bambù per il vendo, compro, cerco, trovo, che abbiamo visto. Ciao Luke, come si va? Benvenuto. Allora, andate a seguire anche il canale Luke74 Channel su YouTube. Lui fa dei video molto molto belli, ma a parte i video fa delle live coinvolgenti al 100%. Cioè lui è un grande delle live, perché riesce a riunire, diciamo, a condurre più persone,
addirittura ieri abbiamo fatto, io ero spettatore, io stavo là, guardavo, ha fatto una live intercontinentale, siamo andati dall'altra parte del pianeta, addirittura, quindi pensiamo un po' a Luke, quello che riesce a organizzare e a fare. Ok, un saluto a Luca di Luke74 Channel, andatevi ad iscrivere al suo canale, mi raccomando. Allora, qui vedete i disegni dei bambini dell'epoca, qui parliamo sempre che mi sa che qua non c'erano le date, vediamo. Se Japan Magazine numero 9, quindicinale di attualità e animazione giapponese, via Melzi, direttore responsabile, pidipim patapam. E io volevo vedere una data, ma io mi ricordo che le date, vabbè, comunque è il 1992, questa rivista non so di che mese è, ma è del 1992. Nell'ultima di copertina figuriamoci se c'è qualche informazione, anche perché queste fanzine uscivano, come si dice, de sguincio, de coso, una specie di questi qua, una specie di questi qua, all'epoca era, se usciva così, de sguincio, de coso, mentrufolo dentro alla distribuzione delle edicole, se va, se non va, però alla fine pure Japan Magazine ne vendette parecchio, quindi diciamo che entrare de sguincio, de coso, ha portato fortuna un po' a tutti. E qui però intanto le informazioni c'erano scritte per quanto riguarda chi era responsabile, i numeri di telefono, gli indirizzi, c'era qualcosa, anche se ovviamente erano cose fatte per passione, diciamo, molto per passione. Queste cose uscivano fatte per passione, vedete? Qua addirittura ci sono i 5 samurai in copertina, Japan Magazine. Questi sono tutti i Japan Magazine originali dell'epoca. Qui non lo dice, lì nella redazione, nella prima pagina c'è il punto, c'è il redazionale e c'era scritto che era del 92. Guardate che belli questi sono 2 adesivi. Buone feste da Japan Magazine, buon Natale. Sicuramente questo era di dicembre. Vedete, non è che c'era scritto, qui c'è scritto numero 8 lire 3000. Quindicinale numero 8 lire 3000, basta, non è che c'è scritto più di tanto. Servizio arretrati, pure sul servizio arretrati bastava scriverci il numero, questo è il servizio arretrati, ma non c'erano le date, le cose, non c'era niente. Buon Natale, le sigle dei cartoni. Nausicaa, la Valle del Vento, Occhi di Gatto e Quasi Magia Giorni. Guardate che roba, i Cavalieri dello Zodiaco. Questi sono sempre i disegni dei lettori, vedete? I disegni dei lettori che bastava inviarglielo e loro lo pubblicavano. Grandiosi. Ecco le vostre classifiche. Allora, i cartoni animati più seguiti erano Il Mistero della Pietra Azzurra, primo in classifica. Poi I Cavalieri dello Zodiaco, secondo in classifica, e Quasi Magia Johnny, terzo in classifica, Holly e Benji, quarto, Tartaruga Ninja alla riscossa, quinto, Candy Candy, sesto, Occhi di Gatto, settimo, Cara Dolce Kyoko, ottavo, Kenny Guerriero, nono, decimo, Ciao Sabrina, undicesimo, Lady Oscar, dodicesimo, Il Libro della Giungla, tredicesimo, Dolce Luna, quattordicesimo Le avventure di Lupin e quindicesimo Ginger la principessa del judo. I personaggi più amati sono i Cavalieri d'Oro al primo posto, Nadia del Mistero della Pietra Azzurra al secondo posto e Sabrina al terzo posto. Al quarto c'è Kenshiro, al quinto c'è Lady Isabel dei Cavalieri dello Zodiaco, al sesto c'è Pegasus sempre dei Cavalieri dello Zodiaco, al settimo c'è Johnny di E Quasi Magia Johnny. All'ottavo c'è Sansone dal Mistero della Pietra Azzurra, nono Candy da Candy Candy, decimo Crystal il Cigno dei Cavalieri dello Zodiaco, all'undicesimo tutti e cinque i 5 samurai, al dodicesimo Holly e Benji tutti e due, e poi Devilman e Capitan Harlock. Ok, andiamo a vedere un altro Japan Magazine. Questa era la versione quella piccola della rivista, ok?
Questi poi sono quelli che sono riuscito a trovare al volo senza fare una ricerca, perché io ce li ho tutti. Alcuni ce l'avevo in doppia, tripla copia, e le copie purtroppo si sono rovinate con l'acqua, stavano nella mia vecchia Peugeot 206. Qui addirittura vedete Japan Magazine e si parla del Re Leone della Disney, ma perché all'epoca il Re Leone creò non pochi problemi, perché tutti ci vedevano Simba, il leone bianco, nel Re Leone. Comunque vabbè. Vedete, qui spiega come disegnare un cartone animato. Ok, Art Gallery. Ah, qui c'è un fumetto preso direttamente. Questi erano diciamo, i manga passati sul fumetto. Vedete, sempre Dragon Ball, però queste sono vignette originali colorate. E qui c'è anche un bel poster di Dragon Ball da staccare, perché questo è gigantesco, io me lo ricordo, viene una cosa enorme. Questo infatti ne presi due copie, una questa e quella là conservata, quell'altra il poster non lo so se addirittura sta ancora in camera di mio fratello attaccato. Vedete, qui c'è tutto un fumetto a colori di Dragon Ball, ok, che prende gran parte Dragon Ball Z. Quindi come vedete Dragon Ball, ecco, qui parla di Ranma mezzi, vedete, tutto un bell'articolo. Lady Giorgi, e a noi questo ci piaceva all'epoca, queste riviste così. Record of Lothar Wars, questo pure famosissimo all'epoca, c'era la videocassetta che girava dappertutto. Ovviamente le guerriere Sailor Moon, ovviamente di qua se giro Sailor Moon, dove giro, non giro, teteo. Il giornale del drago, cronaca di uno scisma annunciato. Poi Japan Magazine diventò così, quindi la stessa grandezza più o meno di Anime Cult, vedete? Questa Anime Cult numero 2, dicembre 2022, e questo è Japan Magazine, forse qui c'è scritto di quando è, col caspito. Japan Magazine numero 3, niente. Guardate qui dietro, in quarta di copertina, spettacolo. C'è pure Utena, questa è Utena. Vedete, cartone nostalgia Pollon. Poi ci sono i Cavalieri dello Zodiaco qui. C'è Gig Robot d'acciaio. Ciao Antonio, ciao, benvenuto. Questo è Dragon Mail, la posta del dragone, qua messa addirittura in terza pagina. Vedete com'era gestita l'impaginazione, che spettacolo. Questa è Utena, la rivoluzionaria. Guardate, forse ne parleranno un po' di Utena in futuro. Poi saltiamo Utena, visto che abbiamo nominato più volte Pollon combina guai. Io sono la figlia di Apollo e mi chiamo Pollon. Vedete? Qui ci sono sempre le classifiche. Classificomania, cartone animato preferito, la serie preferita, la sigla preferita. Ecco, la sigla, al primo posto c'era Sailor Moon, al secondo posto Magic Knight Rayart, bellissima. Terzo posto Kenny Guerriero, al quarto posto Lupin prima serie, quinto posto Dragon Ball, sesto posto Lady Oscar, settimo posto sono i Cavalieri dello Zodiaco, all'ottavo posto Pollon combina guai, nono posto Gundam e al decimo posto Prendi il mondo e vai come sigle. Benvenuto Antonio, benvenuto. Come vedi qui parliamo un po' di cartoni animati, ci stiamo sfogliando i Japan Magazine originali degli anni 90, questi tutta roba anni 90, fumetto di Lupin III, Zenigata, vedete Zenigata, guardate che
queste sono tutte cose che hanno fatto la storia, la nostra storia. Ok? Saltiamo un po'. Oh, vediamo i poster perché ci tenevano parecchio quelli di Japan Magazine a stampare delle immagini a tutta pagina. Guardate Ranma, questo è Candy Candy, guardate che belli. Ranma, Candy Candy, come faccio vedere io, ti è quasi Magia Johnny, questi sono Sabrina e Tinetta, poi questo sta al contrario, ma questo è Phoenix dei Cavalieri dello Zodiaco, sta al contrario perché questo è un poster gigantesco dei Cavalieri dello Zodiaco che si apre, vedete? Il maestro di Phoenix, il maestro dei ghiacci, Castalia, il maestro dei cinque picchi, questo è il maestro dei cinque picchi, il maestro di Sirio il dragone, eccolo qua. Poi ecco, Sirio il dragone sta qui perché questo continua, è un poster che si apre, vedete? È un poster che si apre, solo che non lo voglio rovinare, quindi là lo lasciamo. Qui c'è Capitan Harlock, vedete? Opla, Capitan Harlock, dandaradan. Qui ci sono un bel po' di immagini da Okudo no Ken, Ken il guerriero, e qua c'è Jig robot d'acciaio, Hiroshi Chiba che diventa Jig con i componenti lanciati da Miwa, e qua c'è un fumetto di Gundam F91, tutto un fumetto, tutto interamente a colori, tutto interamente a colori sto fumetto. Andiamo avanti. Oh, Pat Labor, anche questo famosissimo. Pat Labor, sta tante pagine dedicate a questo AV, bellissimo. E vabbè, questo pure l'abbiamo visto. Mettiamolo qui. Altro Japan Magazine, diventava sempre più grande Japan Magazine. Di qua c'è Gundam. Qua c'è Godzilla addirittura, Godzilla. Anno 7 numero 1. Vabbè, qua uscì il film Godzilla con tutti gli effetti speciali che conosciamo, però erano gli anni 90, effetti speciali, diciamo, anche perché gli effetti speciali all'epoca era, tra virgolette, difficilissimo farli perché gli effetti speciali erano quasi tutti fatti a mano, si ricorreva pochissimo alla computer grafica, ok? Terminator fu uno dei primi ad utilizzare la computer grafica tantissimo, ma tanto, tranne che al cinema, a casa, sia che lo vedevi in televisione, sia che lo vedevi su videocassetta, la risoluzione dei tubi catodici era talmente bassa che non c'era la necessità di far sembrare reali al 100% quello che vedevi, perché proprio una bassa risoluzione lasciava più spazio alla fantasia e quindi diciamo il risultato finale risultava molto valido anche senza ricorrere ad una computer grafica a cui è necessario ricorrere oggi, proprio perché con la definizione che hanno oggi i televisori, i display, ce ne accorgeremmo subito se quello che stiamo vedendo è un pupazzetto o è un modellino o è... Allora che cosa? Purtroppo sono dovuti ricorrere alla computer grafica per rendere reale quello che reale non è. Qui c'è tutto... Opla. Okay. Allora, qui c'è tutto un inserto speciale, diciamo un articolo speciale dedicato a Godzilla. Ok, vedete addirittura qui si vede Godzilla proprio. Allora, poi c'è ovviamente Dragon Mail, questo è Nausicaa nella Valle del Vento, altro bellissimo cartone, bellissimo proprio. Nausicaa, Conan, bellissimo, che lo sto vedendo qui, ci sono tante immagini piccoline, bellissimo anche Conan, ce ne stanno tante. Kate and Julie Dirty Pair, quindi Kate and Julie molto bello, ce ne stanno tanti. Qui ovviamente c'è tutto un articolo dedicato a Lupin III. Secondo me il prossimo numero di anime cult sicuramente ci metteranno un altro cult
può essere Lupin, che ancora adesso è attuale. Lupin lo conoscono tutti, qui c'è tutto un fumetto dedicato a Lupin, vedete? Fujiko, andiamo avanti, è enorme, questo fumetto non finisce mai. Poi su un cos'è? E questi sono i nostri disegni. Qui c'è anche Crimi sulla spiaggia, vedete? Un disegno di Crimi sulla spiaggia, l'altro fatto pure abbastanza bene, Lamu, Gigi, ce ne stanno tanti di cartoni animati. Guardate che non si finisce mai. Questo è Raul nella sua ultima apparizione nel cartone animato di Ken, con il pugno lanciato verso l'alto, non ce lo dimenticheremo mai. Gundam F91, vediamo, questo pure è un fumetto, guardate che fumetto, va bene. E questo è un altro numero. Ah, qui c'è Animania, tra l'altro. Animart. Questo è Animart. Animart si vede che è un numero speciale di Animania. Oh, questo è il film, il primo film lungometraggio uscito su Kenny Guerriero, tutta la storia fino al suo primo combattimento contro Raul, dove praticamente non ci fu un vincitore. Bellissima, questa è l'immagine che stava pure sul CD, cioè diciamo sulla videocassetta. Ma questa era un'immagine spettacolare del film. Era anche la locandina del film di Kenny Guerriero. All'epoca Kenny Guerriero andava proprio per la maggiore, cioè non si parlava d'altro che di Kenny Guerriero, cioè era argomento ancora più di Holly e Benji, ok? Perché all'epoca si parlava parecchio di Kenny Guerriero, di Holly e Benji, il mistero della pietra azzurra, come abbiamo visto, Ranma, vedete? Ranma fu un fenomeno proprio grandioso, Ranma, e quindi andavano per la maggiore, vedete, Kenny Guerriero un po' da tutte le parti. Andiamo a vedere pure, sfogliamo un numero qualsiasi di Animania. Vogliamo sfogliare il numero 1? Ce l'ho? Sì, Animania numero 1. Guardate, questo è Animania numero 1. Anche loro avevano fatto la scelta molto simile di mettere un robottone in copertina. Vedete, Animania e Anime. Questo è Anime, il primo numero, novembre 2022. Ok? E questo è Animania, maggio-giugno 1997. Ok? Animania. Tra l'altro, ecco, tra i videogiochi stava avendo grandioso successo Street Fighter, come Mortal Kombat, ma soprattutto Street Fighter. Ok? Animania fatto sempre sullo stesso stile. Ovviamente guardate qui però il font come è piccolo. Erano talmente tante le cose da dire. Guardate, la Dynamic pubblicizzava Ranma dappertutto, proprio ovunque Ranma, ovunque c'era Kenny Guerriero. Guardate, font molto piccolo. Questo è Lucca Comics, vedete, Lucca Comics c'è sempre stato. Questo è marzo 1997, Lucca Comics and Games. Massimiliano Alto, guardate, un'intervista a Massimiliano Alto, c'è sempre dappertutto. Ranma, Tinetta, Quasi Magia Johnny, Kimagura, Orange Road. Tenchi Muyo, Guyver, The Dark Hero, Macross Plus, la Macross. Guardate che ci sarebbe da parlare, ma non lo so per quanti episodi, solo a parlare di riviste e di cartoni animati. Veramente non si finirebbe mai, secondo me. Sarebbe una rubrica che uno la comincia e non si sa mai quando finisce.
sarebbe da mettere insieme. Io ce l'ho abbastanza ordinate tutte queste riviste, vedete, abbastanza ordinate, andare poi a sfogliarle insieme, eccetera. Comunque qui siamo andati fuori tema, questo volevo sfogliare, vedete qui i fumetti ovviamente venivano fatti anche in Italia, questo è tutto bianco e nero dentro la fanzine. Pubblicità su videocassette Dynamic Italia, vedete, videocassette, cosa che noi oggi i nuovi ragazzi non sanno neanche cos'è una videocassetta. Io ce l'ho qui dietro, le vedete, le videocassette. Andiamoci a prendere una videocassetta, così facciamo vedere le scatolotte con il nastro dentro. Questa è una videocassetta, ok? Sti scatolotti, noi avevamo scatolotti da tutte le parti, scatolotti per sentire la musica, scatolotti per sentire la musica, scatolotti per vedere i film, i cartoni animati, eccetera. Sempre scatole, nastri magnetici, chilometri e chilometri e chilometri di nastri magnetici, ok? E questo già vi ho fatto vedere Street Fighter. Ok, finiamo di sfogliare il numero 3 gennaio 2023 di Anime Cult. Andiamo avanti, ci siamo fermati perché Japan Magazine richiedeva appunto una pausa. Vedete, questo è quello con i 5 samurai, ok? Andiamo avanti. Qua sono menzionati un po' di altre riviste tipo Mai Mai Mai, Yo Yo Yo, Lemon, Cobra, sono menzionate un po' tutte quante. Benkyo, pure Benkyo ce l'ho tutti. Benkyo era una bellissima rivista anche questa. Play X, Yatta, guardate, Play X, Yatta, cioè sono menzionate un po' tutte quante. Oh, qui armi spaziali e bilancia in russo. Ah, bilancio in russo, c'ha ragione. Non riuscivo a capire perché il font trae un po' in inganno, ma il tizio che gli faceva la contabilità, questo qui al pilota di Trader G7, diceva sempre che ci andavano in perdita quando facevano le missioni, sempre in perdita, non sono mai andati a paro questi. Una società a perdere questa del Trader G7. Faceva troppo ridere, poi c'era il trader e quando doveva partire se ne dovevano andare tutti quanti dal parco giochi e al posto della testa di trader compariva la fontanella. Bellissimo, guardate, Trader G7 è bello da vedere. Tra l'altro, ecco, qui come si vede da questa immagine era basato sul sistema operativo Fortran by Microsoft, ok? Quindi era scritto in Fortran. Fortran è un linguaggio di programmazione, forse prima pure del Basic o contemporaneo del Basic. Il nome della legge, parte terza, oscenità e vilipendio. Vabbè. Allora, andiamo avanti, siamo quasi arrivati. Ah, vedete, poi ci stavano ovviamente pure Sniff, Virgin, Yo Yo Yo, che erano un po' più... Ah! E qua torniamo a casa mia. Io ce l'ho quasi tutti i micronauti, ho una collezione infinita di micronauti. Qua io torno a casa, ho tutti i cavalli, ce l'ho sia trasparenti che tutti di un fondo come questi qua. C'ho ovviamente il Gig, sia Takara che questo, cioè sia trasparente che quello tutto un fondo. Ma i micronauti sono qualcosa di magico, di spettacolare, è qualcosa di veramente non lo so. Guardate, questo è il Red Falcon, bellissimo. Questo pure è un altro dei cattivi, tutto dorato e nero. Questo pure, questi a cercarli adesso costano parecchio, questi due, sia lui, Red Falcon, che quest'altro come l'imperatore nero, che è Emperor, ecco, si chiamava Emperor, non l'imperatore nero, si chiamava proprio Emperor. Oh, curiosità dal Giappone,
E qui vediamo Yattagan, questo è Yattagan da Yattaman. Poi vabbè c'è ovviamente pure il Gundam, ovviamente non può mancare. Vedete qua sopra i Mobile Suit, il Gundam. Gundam la fa da padrone lì in Giappone, sta dappertutto. Per quanto anche Yattagan, Yatta King, vedete qua tutto Yatta, 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 Yatta Man, Yatta Khan. Oh, vedi l'amico Douglas, lo sono andato a vedere tante volte io dal vivo a Douglas, insieme a tutti i super robots, ovviamente. Dal canto a giro alle battaglie spaziali, intervista a Douglas Makin. Lui ha cantato tante sigle. Infatti, diciamo, il trio delle sigle chi sono? Ovviamente sono Cristina D'Avena, i Cavalieri del Re e i Super Robots, che si chiamano anche Rocking Horse. Quindi tutte le sigle che voi vedete cantate dai Rocking Horse sono i Super Robots e sono loro il gruppo di Douglas Makin. Ok? Saluto anche Douglas Makin. Quindi, eccoli, un po' dei 45 giri di Douglas Makin, io mi sa che ce l'ho tutti. Candy Candy, Lulu l'angelo tra i fiori, Toriton, ci sta, coso qua, Grand Prix, c'è sta Daltanius, Blue Noah, Lallabel, Lallabel. E poi ovviamente ci sono le più conosciute loro, che sono il grande Mazinga, Ken Falco. Jig non l'hanno cantata loro l'hanno ricantata, ma Jig non è la sua, la loro, almeno quella lì che sta prima del cartone animato. Ovviamente questo Jig Robot stava sul lato B del grande Mazinga, e quindi diciamo, pure Supercar Gattiger, bellissima quel brano, ecco, qui addirittura c'è sta una minima discografia, quello che è, diciamo le cose più importanti stanno scritte qui. Io quei 45 giri ovviamente che abbiamo visto ce l'ho tutti praticamente. Ok, recensioni anime, qui ci sono un po' di recensioni in chiusura di numero e eccoli qua, altre recensioni. Goldrake a tutto Giappone. Allora, c'era una volta Goldrake, volume 1 e 2 di Massimo Nicora. E qua c'è Heidi episodio 48. Guardate, Heidi episodio 48, una sola pagina dedicata al 48esimo episodio, che era l'ultimo episodio, il 48esimo. Mi sono arrivate ben 3 proposte di recensione fuori tempo massimo e una la raccolgo subito perché mi sta tanto a cuore. Mi propone infatti la 48esima puntata di Heidi, titolo Una dolce promessa, una serie realizzata a metà degli anni 70 che amo moltissimo. Il 48esimo episodio di Heidi. Allora, prossimamente, vediamo un po'. I ristoranti di Lamu. Speciale, eccola, lo sapevo. E ci metteranno ovviamente grandissimi, enormi, giganteschi i Saint Seiya, ovvero i Cavalieri dello Zodiaco. Come abbiamo visto, dappertutto spuntavano anche i Cavalieri dello Zodiaco. Vedete qua su Animania, questo in questo caso c'è Dragon Ball. Vedete, qui si parla di Dragon Ball Z. Vediamo un po' se c'erano già qua i Cavalieri dello Zodiaco. No, però andavano per la maggiore. Vedete questa D Dynamic, già c'era la D di Dynamic, e qui parliamo di gennaio-febbraio di
di 98. Questo è 98. Gennaio-febbraio 98 questo era, Dynamic. Gennaio-febbraio 98 Dynamic. Ok, via. Allora, in chiusura di live ci siamo visti, ovviamente vi faccio rivedere. Numero 1 Anime Cult, numero 1 novembre 2022. Numero 2 con Kenny Guerriero in copertina, dicembre 2022 Anime Cult. E numero 3 gennaio 2023 lo trovate in edicola, Anime Cult Dragon Ball, inserto enorme dedicato a Dragon Ball, inserto enorme dedicato a Dragon Ball. Ve lo consiglio vivamente anche questo numero, molto pieno di materiale. Guardate, tante pagine, tanta roba, tanto materiale. Per chi non è vissuto in quegli anni può fare approfondimenti, può conoscere cose che non ha vissuto, può venire a conoscenza di cose. A me piacciono queste cose perché portano i ragazzi di oggi in quelli che eravamo noi ragazzi di ieri, ok? Degli anni 80, degli anni 90, quello che noi vivevamo, quindi su carta, quindi in edicola. Noi queste cose le compravamo in edicola, non c'era internet, non c'era Amazon, quindi la scelta azzeccatissima di tornare in edicola. Io spero che loro incrementino tantissimo le vendite di questa, io la chiamo fanzine, chiamatela come vi pare, rivista, di questo mensile, chiamiamolo così, di questo mensile, perché se lo meritano davvero, fanno un ottimo lavoro. E quindi perché non avere il successo meritato? Quindi veramente spettacolare questa rivista mensile Anime Cult. Ok? Va bene, siamo in chiusura di live. Ci siamo visti anche qualche Japan Magazine originale dell'epoca. Questi sono la seconda edizione di Japan Magazine, perché prima usciva grande così. La grandezza, questa qui, come vi ho fatto vedere, ricorda molto quella delle riviste di videogiochi. Andate a vedere qualche mio video passato, ok? Quindi abbiamo visto Anime Cult numero 3 gennaio 2023. Allora, vi invito a visitare i miei siti, sono www.classe74.it. Lì troverete ben organizzato un sacco di materiale in vendita dentro quell'enorme bazar che è Amazon, ok? Andate, cliccate sulle varie immagini e verrete trasportati in pagine anche di difficile reperibilità sul sito di Amazon, ok? Molto importante è anche legolando.it. Quanto prima andremo a montare in live questo ed altri set di Lego, ok? Quindi legolando.it. Star Wars Store, lì dietro chi mi segue lo sa, c'è, lo vedete qui dice Star Wars, quello è il bambino Grogu della serie di Guerre Stellari Mandalorian, ok? E quello è di Lego, va montato, fa parte di Lego Star Wars. Sul sito starwarsstore.it troverete tanto materiale riguardante la galassia lontana. Io sono un appassionato di musica, vinili, cassette, CD e chi più ne ha più ne metta, quindi non potevo non avere anche diciamo da DJ, non potevo non avere un sito dedicato alla musica. Su renijstore.it troverete divisi per categorie, per tipologie, i giradischi, le console, i CDJ, gli amplificatori, le casse, microfoni, cuffie, tutto ciò che serve per fare le live, quindi illuminazione, lampade, lampadine, green screen, tutto, ok? Tutti i vari bracci, i vari piedistalli, treppiedi, tutto quello che vi serve per fare le live, c'è un'area dedicata.
C'è anche un altro sito che si chiama ilmondodelvinile.it, dove troverete tanti centinaia di vinili in vendita su Amazon. Alcuni sono esauriti, soprattutto quelli autografati, quelli in edizione speciale non li trovate, ci cliccate sopra ma non vi va da nessuna parte. Io lascio là i link per far vedere che quelli sono usciti, ma ovviamente su Amazon, magari essendo magari edizioni limitate, non li trovate più. Ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati con me. Mezzogiorno e 28 minuti di questo lunedì 16 gennaio 2023. Vi auguro un buon pomeriggio, buon pranzo a chi sta andando a mangiare. Io dovrò andare prima a prendere mia moglie, poi mia figlia a scuola, e quindi dopo se ne parla di mangiare. Ok? Ringrazio tutti veramente di cuore di essere stati qui con me. Ringrazio Mirko, ringrazio di essere passato Luca di Luke 74 Channel, ringrazio Giuseppe Di Lillo di Edicola 8bit, www.edicola8bit.com. ok? Quindi vi ringrazio tutti di essere stati con me. Grazie. Ok? Ciao Antonio, grazie anche a te. Ok? Vi saluto con la sigla di Reni Toons, la sigla finale di Reni Toons. Un attimino solo che la prepariamo. Ok? Grazie a tutti, buon pranzo, buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata. Ciao, grazie a tutti.